Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un uomo di 45 anni è morto in ospedale a Catania dopo essere caduto dalle scale dalla propria abitazione a Biancavilla. Le ferite riportate a seguito della brusca caduta hanno aggravato una situazione già critica. Un operaio forestale travolto e schiacciato dall'albero che stava tagliando. L'incidente si è verificato nelle campagne di Cammarate in contrada Piani, nell'Agrigentino. Il 58enne è stato trasferito all'ospedale civico di Palermo a causa delle gravi ferite. Uno scafista egiziano è stato arrestato per aver consentito lo sbarco di 56 migranti di varie nazionalità in maniera illegale. Lo straniero individuato a seguito dei riscontri fotodattiloscopici forniti dalla polizia scientifica è risultato essere già sbarcato a Lampedusa. La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 100 articoli contraffatti all'aeroporto di Catania, tra cui Rolex falsi, abbigliamento e pelletteria. Per questo motivo sono state effettuate sanzioni amministrative da un minimo di 100 a un massimo di 7.000 euro. Una signora toscana ha ritrovato delle missive risalenti alla Seconda Guerra Mondiale di un tenente siciliano, Angelo Oliva, che scriveva dalla prigionia dagli Stati Uniti alla fidanzata che viveva a Comiso. Si trovavano in una cassetta di cimeli acquistate in un mercatino dell'antiquariato. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.